È il momento della settima corsa, una categoria CD sul miglio. 5 al via dopo il ritiro, dopo il non partente di Evita Laxmi. Questo lo schieramento: 1 Fine Truth, 2 Brilliantissime, 4 Icelander, 5 Danae K, 6 City Lux. I favori sono nettissimi per Danae K, numero 5, Pietro Gubellini. L'unica alternativa praticamente è Icelander, numero 4. In partenza è veloce Danae K che sopravanza proprio Icelander e si installa al comando. Icelander in schiena, più indietro c'è Fine Truth che precede City Lux e Brilliantissime. Primi 200 in 14,4 con Danae K subito leader su Icelander. La terza posizione per Fine Truth, non cambia nulla con Brilliantissime che rimane comunque all'esterno. 400 metri di tutto comodo in 29,9. Esce all'esterno ora Fine Truth per anticipare proprio Brilliantissime. 600 che se ne vanno in 45,9. E davanti alle tribune continua a guidare tranquillamente Danae K, in schiena c'è Icelander, all'esterno ha mosso Fine Truth, lungo la corda in terza posizione rimane City Lux con all'esterno Brilliantissime. 59,9. Fin qui cadenzata la gara del battistrada che va via sul passo. Ora 1.14.3 ha cominciato ad accelerare, 14.4 dopo un 29.9 e un 30, c'è un 14.4 di parziale, è a 500 dalla conclusione. Danae K indisturbata al comando, si trascina sempre Icelander, mentre all'esterno Fine Truth fatica a seguire il ritmo e lungo la corda rientra City Lux. Intanto ha preso margine di vantaggio Danae K che arriva addirittura con una ventina di metri abbondanti sui rivali. Danae K vince nettamente. Il secondo posto è ancora per Icelander, mentre per il terzo City Lux emerge avanti a Fine Truth. 1.12 e 1 ragguaglio conclusivo, c'è un 27.6 a chiudere dopo un 28.4 di penultimo quarto, e questo significa 55 secchi a chiudere, che è misura che all'Arcoveggio si vede veramente di rado. Danae K, Pietro Gubellini, Fausto Barelli per conto del signor Giorgio Specchia.